un presidente onorario del calibro del premio Oscar Harvey Keitel, il sublime Mr. Wolf risolve i problemi di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, la non edizione del Film in Italy Sardegna Festival. Alla Forte Village una parata di star internazionali, da Michaela Ramazzotti a Elsa Zilberstein, James Franco, Samuel Arnold, Ilenia Pastorelli, ma anche Franco Nero, Chiara Francini e attori straordinari del calibro di Tim Roth, ma anche un prodotto sardo ultimissima generazione, ovvero Giuseppe Ignazio Loi, è stato premiato in quanto interprete del film di Riccardo Milani La vita va così. Insomma, un'edizione ancora a 5 stelle. Veramente questo festival è dedicato quest'anno alle donne, Woman Power, alle donne che comunque si battono per il loro lavoro, per la loro famiglia. Grande Harvey Keitel che è presidente onorario, Michaela Ramazzotti che è comunque l'ambasciatrice, Clara che sarà una madrina stupenda, tante iniziative. Abbiamo avuto un programma per gli studenti proprio dedicato, proprio didattica, e anche dove loro fanno conversazioni a seguire il film per imparare questo mestiere, imparare comunque a essere nuovi registi del futuro, showrunner, e gli diamo un'occasione attraverso Film in Italy Sardegna in corto perché ci possono far vedere il loro corto e daremo una chance perché saranno distribuiti da Rai Cinema Channel e poi li porteremo a Los Angeles. Massimo Di Cataldo alla non edizione del Film Festival. Sì. Che sensazioni stai catturando? In che modo? Ti do uno dei temi che ha sottolineato un focus di Tiziana Rocca. Il cinema italiano, soprattutto al femminile, è diretto ai giovani. Ma io credo sia fondamentale che il cinema prenda una direzione per un pubblico più giovane, così come è sempre stato, perché comunque è necessario anche un ricambio, che le sale debbano essere frequentate da un pubblico interessato al cinema e quindi sia in qualche modo anche un cinema che ritrae una generazione che è quella che sta fiorendo in questo periodo, ed è una generazione molto diversa dalla nostra. I temi sono cambiati e le tematiche sono effettivamente più al femminile, e questo è molto importante perché il cinema è stato sempre, diciamo, maschilizzato in certo senso, quindi il ruolo invece di protagonista proprio nella società in questo periodo è quello femminile, quindi è più importante per me che si ritorni a questa forma di comunicazione così sacra, se vuoi, che è il cinema, che sia diretta proprio a un pubblico sensibile. Lei ha navigato tutto il cinema italiano, anche il teatro, degli ultimi 40 anni, dico, stretto, forse quasi 50. Se dovesse fare il medico e misurasse la temperatura a questo festival, alle energie della cinematografia italiana, che temperatura rileverebbe?
Giudicare da questo festival la temperatura è bella alta, perché comunque qua ci sono delle star internazionali, soprattutto molti giovani poco conosciuti, americani, di serie, registi importanti, anche vecchie guardie come me, ma anche attori molto più importanti che prendono proprio la scena qui, no? E anche incontrarli e riuscire a parlare, a scambiare due parole è una cosa bella. Il confronto è sempre importante. Sì, sempre importante, però poi in generale il cinema ha dei bei momenti e degli altri un po' meno. Diciamo che abbiamo vissuto un momento molto bello qualche anno fa, dove ci sono stati, adesso è un momento un po' di stanca, dove stanno uscendo però delle cose nuove. Lei cosa ha nel cassetto? Io ho appena finito un film, abbiamo girato anche in Grecia su un'opera d'arte che viene spostata, quelle missioni che fa la Farnesina per far conoscere l'arte italiana nel mondo, viene spostata, però poi subisce il furto di questo quadro, quindi è divertente. Un film interessante che spiega molto bene anche alcuni meccanismi dell'arte, quindi un film istruttivo così. E poi altre cose che sono in uscita, che usciranno. Comunque è così, il nostro lavoro è quello. Si lavora. Un po' di cinema, un po' di televisione, un po' di teatro, no? È quello che ci tiene vivi, è importante rimanere belli in forma per lavorare. Le chiedo un'ultima cosa, ma c'è un treno che rimpiange di non aver preso, con un regista importante, una storia che magari ha sottovalutato quando ha visto il copione e poi a ripensarci le rimane un po' qui? Ma io sono contrario a rimpiangere le cose, non vale la pena, no, cioè, tante volte ho sottovalutato delle cose, tante volte cose che sono andate benissimo, no? Però è così, non può andare tutto a incastrarsi come vuoi tu, no? Ecco, la cosa di cui è più orgoglioso? La cosa di più sono orgoglioso è diciamo, la famiglia, i figli, no? È quello la cosa più importante. Poi dopo diciamo che ho fatto tante cose belle e altre meno, però alla fine se devo fare un bilancio di tutto quello che ho fatto devo dire che sono stato fortunato perché ho avuto l'opportunità di lavorare anche con gente molto brava che mi ha dato tanto. Valerio, abbiamo una sorpresa questa sera. Peppe Iodice da Napoli, ma il Peppi Night in Sardegna? Ma praticamente sì. Peppi Night un po' sono io insieme ai miei compagni di gioco e quindi quando siamo in Sardegna il Peppi Night in Sardegna, assolutamente. Io, il cronista in questo caso, è un po' avvantaggiato perché ha seguito un po' il tuo percorso sia sulla Rai che soprattutto quello regionale. La tua leggerezza è fondamentale per una televisione attuale, però ti dico, la tua forza è arrivata proprio dal regionale. Ma sì, io sono fondamentalmente io sono profondamente napoletano e quindi perché no? Cioè, in verità non esiste una partenza nazionale, perché siamo tutti, cioè il lombardo, il milanese viene da Milano, il sardo viene da Sardegna, siamo tutti molto fieri di essere delle nostre radici. Io sono fierissimo di essere napoletano e il napoletano in questo momento è una delle lingue universali più ascoltate, più parlate, quindi io sono felicissimo. In verità io parlavo in napoletano pure quando non si parlava, quindi ben venga, io sono contento di questo momento felice della mia città, della mia regione. Il cinema nell'ultimo periodo ti ha visto protagonista con una tua produzione che è andata bene, è stata accolta bene dal pubblico e insomma poi sicuramente ci saranno altri progetti, però una domanda sempre del cronista, le tue telefonate, a chi farai la prossima telefonata?
Ma chi lo sa, io proprio veramente vengono al momento. L'ultima è stata a Max Allegri, che so che stava da queste parti, che però non sono riuscito a incontrarlo, se no gli avrei detto quello che penso da vicino. E vediamo, io sono molto vicino alla mia squadra del cuore, però anche a tutto quello che accade. Lo faccio sapere, ascoltatemi. Da Venezia alla Sardegna, insomma, qual è la sensazione? Tanti giovani dell'Università di Cagliari nelle masterclass, un cinema al femminile che Tiziana Rocca sta sempre, come dire, rinforzando con un focus speciale. Qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che sono onoratissima di essere qui, perché tra l'altro il mio film Other Side of Fame, che è il mio primo film americano, parla proprio delle donne, quindi sta supportando la Tiziana Rocca veramente questo cinema al femminile, e io sono una delle più grandi sue fans, se possiamo dire così. Felicissima di essere qui in Sardegna, un posto che amo tantissimo, e spero che il mio film piaccia e che passeremo dei giorni bellissimi. Perché lo si dovrebbe andare a vedere? Bisogna andare a vedere perché può lasciare delle domande, ti può porre delle domande, e perché non è un film scontato, è un film che parla del sociale, è un film che parla della fama in questo momento, scegliere tra fama e amore, cosa che non è molto facile. Che sensazioni prova? Ci sono tanti ragazzi, le masterclass, una curiosità verso il cinema di combattimento che prende sempre più corpo. Lei che sensazioni sta provando? Stamattina abbiamo fatto una discussione sul come l'Italia rappresenta se stessa al cinema, e c'era un pubblico tutto di giovani, direi tra l'altro giovani donne, e vedevo uno sguardo molto attento. Non ho parlato con nessuno di loro, però sicuramente è molto interessante, perché noi parliamo di un mondo che si rivolge a loro ancora e che forse loro seguono in un altro modo ormai il cinema, quindi penso che sia molto interessante. Senta, lei in una precedente intervista poneva, come dire, agli antipodi le affermazioni di Wim Wenders e Francesco De Gregori sulle posizioni che possono riguardare gli artisti, gli intellettuali, chi produce idee, energie, e quelle che sono le vicissitudini attuali, quindi le guerre, quindi i genocidi e così via. Qual è la sua posizione? Io penso questo, che quando ci sono in ballo argomenti così importanti e di svolta della civiltà, faccio un esempio per tutti: Gaza è qualche cosa che deve turbarci, come ci ha turbato in passato altri massacri, e non puoi stare zitto. Quindi, con tutto il rispetto per le due persone, perché sono due artisti che stimo, che ammiro, io penso che ci sono dei momenti in cui devi intervenire. Lei ha vinto tanti premi, ha avuto tanti riconoscimenti, qual è quello di cui è più orgoglioso? Ma guardi, la verità è che quello che ti dà molto piacere è l'incontro col pubblico, e anche certe volte i complimenti che ti arrivano da certi tuoi colleghi, grandi maestri. Ecco, sono quelli ti danno qualcosa in più. Però in generale i premi fanno bene, fanno piacere. Ho letto che lei, insomma, si è abbeverato al sapere di Leonardo Sciascia. Se avesse un aggettivo per descriverlo? È stato un personaggio unico, nel senso che quel tipo di scrittore civile che in Italia ha avuto pochi altri esempi, cioè di persone che attraverso il loro lavoro di scrittura hanno costruito un mondo civile a cui riferirsi. Però era un uomo mite, curioso,
per me è stato veramente un maestro. Sto facendo tante cose, sono impegnata in tante cose, lavoro sempre, se mi capita con la televisione, lavoro tanto con le pubblicità, ma ho anche un importante progetto imprenditoriale che tra l'altro prende proprio spunto dalla Sardegna, perché da 2 anni che stavo lavorando alla creazione di un nuovo brand di skincare che si chiama Jolie Swen, e sono molto contenta di questo lavoro perché trae ispirazione e anche principi attivi dalla Sardegna. Abbiamo utilizzato il mirto e il lentisco, che sono 2 piante nostre tipiche che sono curative, che hanno degli aspetti benefici importanti, e siamo riusciti proprio da lì a partire a ispirarci per creare un concetto di skincare, di longevity skincare, partendo anche dalla Blue Zone della Sardegna. Quindi insomma sono particolarmente felice di questo progetto. Poi ne ho anche tanti altri perché sono riuscita a diversificare oltre alla televisione, alla moda, alla pubblicità. Però questo anche per ci tieni molto. Sì, ci tengo tanto, tanto. Se io rinascessi da capo, io studierei regia, perché ti dà molta più soddisfazione che fare l'attore. Nell'attore ci sono tempi morti, devi sottostare a quello che vuole il regista, magari sceglie quella presa che a te non piace e non hai il pieno controllo della situazione. E invece c'è molta più creatività nella regia, molta di più. Uno dei titoli di punta della Rai di quest'anno è stato Sandokan. Ha visto la nuova versione? Sì, l'ho vista. Beh, mi è sembrata dal punto di vista visivo bellissimo, è molto più curato della versione mia di diversi anni fa, però adesso abbiamo AI, quindi IA in italiano, AI in inglese, che aiuta molto e rendeva delle scene spettacolari. Realizzato bene. Mi dà fastidio quando non si fa una ricerca vera sul personaggio, quando uno viene commissionato un articolo e si basa magari sulle apparenze o sul sentito dire o non lo so, vuole fare il sensazionalismo. Tante volte anche magari l'articolo è buono, ma il titolo che ti fa rimanere scioccato. Se pensi di entrare nel cinema grande, scordatelo. Però adesso ho ritrovato quella Romina dentro di me, ora che sono libera e posso realizzare tutti i miei sogni e continuo a realizzare i miei sogni un pochino alla volta. Sto facendo anche quest'anno diverse mostre di pittura perché io dipingo anche. E sto scrivendo un libro dopo l'altro e finalmente il mio prossimo libro sarà una raccolta delle mie poesie, che ho convinto finalmente un editore coraggioso a pubblicarmele e quindi un po' alla volta sì, forse anche scriverò un musical. Sì, un musical, però non vi anticipo niente.